Ma questo Raboso è un vitigno? Assolutamente, un vitigno. Come si suol dire, autoctono? Autoctono, sì, beh, è famoso fin dai tempi della Serenissima, proprio per la sua forza, si prestava a essere trasportato per lunghi periodi di navigazione. È proprio la sua forza che lo distingue dagli altri vitigni e ci vuole una sapienza nella coltivazione e nella vinificazione per ottenere grandi prodotti. Ormai negli ultimi 10-15 anni si è raggiunta una coscienza e una capacità e quindi si esalta veramente il vitigno. Perché qualcuno ci aveva detto che si era un po' perso, cioè oppure aveva attraversato un periodo un po' di anonimato. Ma come tutto ciò che è molto forte, particolare, va capito e può essere non sempre, come dire, simpatico, diciamo così, no? E infatti ha bisogno di un'ottima maturazione, di un'adeguata vinificazione e si presta a grandi affinamenti. Sì. Poi la denominazione Malanotte recente prevede una parte, un minimo di 15, un massimo di 15% di vino ottenuto da uve passite, che dà una certa rotondità, però anche già con una bella maturazione, arriva a essere maturo a fine ottobre, a novembre anche, per darti un'idea. Quindi va capito e ben lavorato. Tra l'altro mi dicevano che quest'anno queste condizioni meteo hanno agevolato anche una raccolta forse un po' più matura, più... Sì, di fatto c'è grande soddisfazione per quest'annata, era partita un po' male, ma poi una bella maturazione con adeguati cambi di temperatura, senza mai eccessiva umidità o sole, sembra sia un'ottima annata, ne goderemo nei prossimi mesi. Quindi veramente una manifestazione, come si può dire, calata a pennello nel momento giusto e che dà nuova linfa, diciamo, a un settore che è già qui in provincia di Treviso molto importante, perché va già esatto. come un treno, sì, abbiamo la famosissima denominazione di bollicina conosciuta in tutto il mondo, che è un traino anche per gli altri. Esatto, perché poi parlando con molti produttori hanno una parte della loro, la loro carta azienda, dei vini, esatto, la carta dei vini fa sia bollicine istituzionale, ma anche altri vitigni, assolutamente altri vini, come nel caso. Adesso noi andiamo a destra o a sinistra? Andiamo a destra, qui siamo nella pescheria, guardate che meraviglia, e stiamo andando verso la trattoria L'Acqua Salsa, dove è la prima tappa del nostro tour delle trattorie, pensato appunto da questa manifestazione per dar sì. Secondo me le persone vogliono questi abbinamenti, cioè nel senso che ovviamente c'è una parte importante che ama il vino e quindi sono dei professionisti, però poi la stragrande maggioranza il vino lo vede come un abbinamento col cibo, no? Sì, ormai non ci si nutre più per necessità, ma per piacere, non l'ho detto io e lo ripeto, e quindi deve essere un piacere. Più si conosce poi cosa si sta bevendo e mangiando, più il piacere, come dire, è profondo, e quindi poi si fa anche conoscenza della storia, del territorio, e oggi questa è una prova, esatto, e questa esatto. è una prova assolutamente. Quindi noi qui ci stiamo avvicinando, adesso daremo i ticket antifrode. Sì, no, abbiamo previsto giustamente per gestire la cosa dei ticket queste sono delle cose bellissime che fa il nostro delegato. Sì, la pensiamo, ma anche per agevolare poi la partecipazione. Certo. Di conseguenza abbiamo un ticket dove si dice, eccoli qui, adesso noi siamo, eccoli qui, siamo alla prima tappa, eccoci qui, ecco, Acqua Salsa. Previsto il cicchetto Casatella Acciuga in carrozza 2.0, che è una particolarità, e ci abbineremo una bollicina di Raboso. Bene. E poi proseguiremo alle altre tappe. E noi qui proprio troveremo un sommelier che spiega il vino al presente. Un sommelier dell'AIS. Mamma mia. No, non ci facciamo mancare nulla, tutto previsto per accogliere e comunicare. Bene. Allora seguiamo. Andiamo, via. Ragazzi, seguiteci, dai.